الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين وارزقنا عملا بما علمنا. Oggi inshallah riprendiamo le lezioni delle storie dei profeti. Abbiamo interrotto 3-4 mesi fa la serie di lezioni che abbiamo iniziato e come vi ho detto le storie dei profeti fanno parte della storia, del tarikh, all'Islam in generale, perché la prima khilafa che Allah subhanahu wa ta'ala ha posto su questa terra, la khilafa di Adam alayhi salam. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. La prima khilafa musulmana sul tawhid di Allah subhanahu wa ta'ala l'ha avuta Adam alayhi salam, e mai questa khilafa si è interrotta, mai. E mai da quel tempo tawhid è stato cancellato dalla terra. Sempre quando è venuto a mancare, Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato i suoi profeti, ha mandato i suoi messaggeri per riportare la gente sulla strada del haqq. Per questo motivo, come dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, il messaggio degli Anbiya è uno. Il messaggio degli Anbiya è uno, il messaggio del Tawhid. Nel Corano troviamo sempre وإلى عاد أخاهم هودا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. E Nuh dice يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. E ogni nabi o rasul che è arrivato, l'unico suo messaggio di sottomettersi ad Allah subhanahu wa ta'ala, di riprendere la via del Tawhid. E la via del Tawhid è la via con cui si vince fil dunya e si vince fil akhirah. Siamo arrivati nella nostra storia dei profeti. All'ultimo profeta di cui abbiamo parlato è stato Yusuf alayhi salam. Poi abbiamo fatto, mi pare, una lezione sulla storia di Suleiman con il Hudhud, ma la riprenderemo bi'idhnillah. La storia che c'è in Surat An-Naml, ma la riprenderemo bi'idhnillah più avanti inshallah. Oggi cominciamo bi'idhnillah con la storia di uno dei più grandi messaggeri e profeti che Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato su questa terra. Uno dei 5 ulul azm min al-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalq, ha creato l'umanità e ha scelto وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. E il tuo Signore crea quello che vuole e sceglie. فاختار الله عز وجل من خلقه الأنبياء. Ha scelto i profeti. واختار من الأنبياء الرسل عليهم السلام. Il Nabi è diverso dal Rasul. Profeta e messaggero. Abbiamo detto che ogni messaggero è un profeta, ma non ogni profeta è messaggero. كل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول. Perché? Abbiamo detto che il Nabi è quello che gli è stato dato un shara', una legge da applicare al suo popolo. Il Rasul è quello a cui è stato dato un shara' da porre al suo popolo, mentre il Nabi ha avuto il wahi, la rivelazione da Allah subhanahu wa ta'ala, senza che ci sia nessun shara', nessuna legge applicata al popolo. Altri ulama hanno detto che il Nabi, il profeta, bu'itha ila qawmihi, umma mahduda, al suo popolo, mentre il Rasul bu'itha ila jami' al-khalq. Il messaggero è mandato a tutta l'umanità. E Allah subhanahu wa ta'ala dai Rasul ha scelto 5 messaggeri. واختار الله من رسله 5 رسل
hum ulul azmi min ar-rusul. Ulul azm min ar-rusul sono i 5 che più hanno combattuto per la causa di Allah subhanahu wa ta'ala, che più hanno reso vittorioso il Tawhid, che più hanno sofferto. E questi 5 sono Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E Allah subhanahu wa ta'ala اختارهم لبلائهم ولجهدهم في الدعوة ولصبرهم على الابتلاء, per il loro sabr nelle prove che Allah subhanahu wa ta'ala ha posto loro. Nuh alayhi salam, 950 anni di da'wah nel suo popolo. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. 950 anni di da'wah per riporre il suo popolo sulla via del Tawhid. وما آمن معه إلا قليل. E solo pochi l'hanno seguito. E nella storia Hadith al-Tufan, quando Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto annegare tutti quelli che non sono saliti nella barca del Tawhid con Nuh alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam. Ibrahim alayhi salam è stato quello di cui abbiamo parlato di più, e ha avuto diverse occasioni di dimostrare la validità e le prove per imporre il Tawhid al suo popolo. Ha distrutto le basi del credo del shirk che aveva il suo popolo. Adoravano il sole, la luna, le stelle, adoravano le statue, ma Ibrahim a.s. con le prove che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala ha distrutto tutte queste prove che avevano loro, tutte quelle creature che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato, e loro pregavano, adoravano. Per questo motivo dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Quella è la nostra prova che abbiamo dato a Ibrahim contro il suo popolo. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. Alziamo di valore, di gradi, chi vogliamo, chi scegliamo. Poi Musa alayhi salam ed è il profeta di cui inizieremo a parlare oggi bismillah. Musa alayhi salam è Musa ibn Imran. Musa ibn Imran. E la sua storia, la storia di Musa, molti la conoscono, perfino i bambini. Qua in Italia mi ricordo che da piccoli abbiamo visto tante volte il cartone animato Il Principe d'Egitto, ad esempio, che raccontava la storia di Musa. E i cartoni animati, film, eccetera, su di Musa alayhi salam sono tanti, subhanallah. Però il muslim deve stare molto attento, perché deve fermarsi a ciò che è giusto in queste storie, mentre tutto quello che non è giusto, il muslim non deve girarsi verso queste cose. Faccio un esempio: io mi ricordo il cartone animato, Il Principe d'Egitto, cartoni per bambini che raccontavano la storia di Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Quran, come vedremo la prossima lezione, quando Musa alayhi salam è scappato dall'Egitto, è arrivato a Madian, e poi ha incontrato le due donne, tra cui una è diventata sua moglie, come vedremo la storia bismillah, dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. È arrivata una delle due donne camminando con pudore, con vergogna, e gli ha detto: vieni che mio padre vuole ricompensarti per ciò che hai fatto con noi, come vedremo nella storia. E quello che sappiamo, che ci racconta i racconti giusti, sahih, il pudore di questa donna e di come Musa alayhi salam gli ha detto: io cammino davanti e tu dietro, e quando devo girare a destra o a sinistra buttami un sasso che so dove andare o dimmi dove andare, per pudore. Mentre nel cartone animato vedi questa donna ballare, vedi questa donna che seduce Musa alayhi salam, vedi Musa nel suo valore di Rasul, di Nabi, che segue questa donna, è innamorata anche lui, balla con lei, gioca con lei. E i bambini, quando guardano queste cose, perdono una parte del valore che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a questi messaggeri, questi profeti. I messaggeri e i profeti abbiamo parlato nelle prime lezioni che Allah subhanahu wa ta'ala ha alzato il loro livello. Non cadono nelle cose in cui cadono gli uomini, non mentono, non commettono cose che graffiano il loro pudore, il loro rispetto. Tutte queste cose Anbiya li toccano. Quindi il muslim, ripeto, deve andare a prendere dalla fonte sicura, dalla fonte buona. E Kama Sanara, abbiamo detto che noi prendiamo anche dalle Israeliyat i racconti,
dei figli di Yaqub a.s., la discendenza di Yaqub si chiamano Bani Israel. Israele è il secondo nome di Yaqub alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Quindi le storie che troviamo nella Bibbia, eccetera. Abbiamo detto che la regola, al-qa'ida fi hada, أننا نأخذ ما توافق مع القرآن والسنة أو لم يتعارض مع القرآن والسنة. Prendiamo ciò che non va contro il Corano e il Sunnah e che non va contro i profeti, i messaggeri e quello che ha detto il Rasul sallallahu alaihi wasallam. E la prova di questo è dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. La storia di Musa alaihi salam è la storia che più è stata raccontata nel Corano. Più di 130 volte è stato menzionato Musa alaihi salam nel Corano. Più di 130 volte in questo libro che vedete voi è stato ricordato Musa alaihi wa ala rasulina salatu wassalam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala di Musa alaihi salam. Vedi perché Allah, vedremo nella storia perché Allah subhanahu wa ta'ala ha alzato il valore di questi messaggeri e li ha fatti fra i 5 migliori messaggeri. Dice Allah subhanahu wa ta'ala وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, ti abbiamo provato in modo particolare. In arabo وَفَتَنَّاكَ فَتَنَّاكَ فِعْل futuna, questo si chiama in arabo maf'ul mutlaq, quando vado a sottolineare il significato. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, sottolineare il significato. Dice Allah subhanahu wa ta'ala e ti abbiamo provato pesantemente. Futuna. Sa'id ibn Jubair, fra i più grandi tabi'in, ha vissuto con Abdullah ibn Abbas, il hebr di questa umma qui. Ed è arrivato da lui una sera, فقال له يا ابن عباس أخبرني عن قول الله تعالى وفتناك فتونا. Cosa significa? Perché Allah subhanahu wa ta'ala ha detto di Musa وفتناك فتونا, ti abbiamo provato pesantemente? Ibn Abbas radiyallahu anhu, il cugino del Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha detto mi vieni adesso? Vai, torna la mattina che la storia è molto lunga. Se iniziamo adesso arriva la notte e non finiamo. Torna domani mattina. Istaqbil il-sabah, istaqbil il-nahar, vieni, torna domani. E il giorno dopo è tornato Sa'id ibn Jubair. E Abdullah ibn Abbas gli ha raccontato una storia lunghissima in cui ha raccontato i dettagli della storia di Musa. Questo hadith l'ha raccontato Nasa'i. È hadith Hasan, un buon hadith come autenticità. حسنه ابن حجر العسقلاني وابن كثير رحم الله الجميع. E parleremo anche di questo hadith. Noi seguiremo la storia prendendo da tutto quello che Sunnah, il Quran, ci ha dato, e se c'è bisogno anche degli Israeliyat, anche se non, come abbiamo detto, non ci farà né caldo né freddo. È come la frutta dopo il pasto, se non la mangi non succede niente, come la ciliegina sulla torta, va bene? Per completezza. La ilaha illallah. Musa ibn Imran, e attenzione che questo Imran qui non c'entra niente con Imran, il padre di Maryam عليه السلام. موسى بن عمران هذا لا علاقة له مع أبي مريم عليه السلام الذي في سورة آل عمران. وكذلك هارون لا علاقة له كما قال قوم مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية كما جاء في الآية. Anche questo Harun non c'entra niente con quel Harun che ricordato nella storia di Maria, ma solo coincidenze di nomi. Anche se alcuni ulama hanno detto una bella cosa, che il popolo di Maryam alayhi salam, la mamma di Isa alayhi salam, gli hanno detto Ya ukhta Harun, o sorella di Harun, quando è venuta col bambino. Ya ukhta Harun, tuo padre non era un cattivo uomo e neanche tua madre è una prostituta, come fai a venire con un bambino qui? Quel modo di chiamarla, o sorella di Harun, dicono ulama, è stato un paragone fra lei
e fra Harun il profeta per l'ibada di Maryam alayhi salam, per la quantità e la grandezza dell'ibada, dell'adorazione che aveva Maryam alayhi salam, usavano paragonarla a Harun alayhi salam, il fratello di Musa alayhi salam. Chiusa parentesi. Il popolo di Bani Israele viveva in Egitto per la storia che abbiamo già visto di Yusuf alayhi salam. Yusuf, quando i suoi fratelli l'hanno buttato nel pozzo, poi nella storia che abbiamo già visto finché è diventato l'Aziz di Misr. E l'Aziz dell'Egitto è come il capo dei ministri, quello che effettivamente governa il paese, mentre il presidente era Firaun, ma lui era solo d'immagine, come oggi la regina d'Inghilterra, ma in realtà non è lei che governa. Stessa cosa, l'Aziz di Misr era Yusuf alayhi salam ed era lui che governava l'Egitto. E Firaun è il nome del re. Ogni re che governava l'Egitto veniva chiamato Firaun, così come ogni re che governava l'impero romano veniva chiamato Caesar, Cesare, ed è Eracl, come abbiamo nelle storie del Sunnah. Oppure Al-Najashi, il re del Habasha, dell'Abissinia, oppure Al-Muqawqis, il Malik di Iskandaria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Firaun era il nome di chi governava l'Egitto. E il Firaun che c'era al tempo di Yusuf alayhi salam non è lo stesso Firaun ovviamente che c'è al posto nella storia di Musa alayhi salam. Al tempo di Yusuf ha fatto portare tutta la sua famiglia, tutti i figli di Israele, di Yaqub alayhi salam, tutti in Egitto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Venitemi con tutta la vostra famiglia. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Entrate in Egitto con sicurezza, vivete qui. E hanno lasciato, loro abitavano fi Sham, in Palestina, e hanno vissuto in Egitto per molti decenni, per molti anni. E non c'è dubbio che avevano un grandissimo valore. Perché? Perché uno del loro popolo, Yusuf, era al comando. Però le cose sono cambiate con gli anni finché è arrivato questo Firaun. Il Firaun che era al tempo di Musa. واسمه كما يروى في القصص الوليد ابن مصعب. Il suo nome, si racconta che il suo nome era Al-Walid ibn Mus'ab. وكان رجلا جبارا قاهرا قتالا. Era un uomo cattivo, feroce. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, senti, fi Surat al-Qasas, e Surat al-Qasas è quella che ha dato l'immagine più bella alla storia di Musa alayhi salam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Tasin mim tilka ayatul kitab al-mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ti raccontiamo, dice Allah subhanahu wa ta'ala, della storia di Musa e di Fir'aun bil haqq. Vuoi il haqq? Questa è il haqq, questa è la verità. Liqaumin yu'minun, per gente che crede, i mu'minin. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Dice Allah, questo Fir'aun dice: Inna Fir'aun ala fil ard, come si dice, ha fatto il grande, si è ingigantito, superbia, grandezza. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, la gente della terra, del popolo, l'ha divisa in gruppi e ha torturato e ha sottomesso alcuni di questi gruppi, fra cui Banu Israel. Dice: يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ, sgozza i loro figli, وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, e lascia in vita le loro donne e le fa lavorare pesantemente. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, portava solo male, corruzione, distruzione nella terra. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Questo Firaun ha sottomesso il popolo di Bani Israele e li ha fatti abitare fuori dalla città, ai confini della città, e ha cominciato a sgozzare ed uccidere ogni nuovo bambino maschio che nasceva. Ogni maschio che nasceva uccideva. Mandava i suoi soldati insieme
Qabila, come si dice la donna che fa partorire? Scappato il nome. Scappato il nome, subhanallah. La donna che fa partorire. Mi è scappato il nome, subhanallah. طيب. Mandava... Come... Abdelkarim. خير ان شاء الله. Mi è scappato, non lo so, ma è scappato. خير ان شاء الله. Il Qabila si dice in arabo. Le mandava e controllavano tutte le donne dei figli di Israele. E quando trovavano una donna incinta, la tenevano d'occhio fino a quando partoriva. E quando partoriva, prendevano il bambino e lo davano ai soldati che lo sgozzavano. Qual è il motivo di questo? I motivi sono due motivi. Il primo motivo è che Firaun ha visto nel sonno, ha fatto un incubo, ha avuto una brutta visione. E quando ha spiegato ai suoi stregoni, maghi, eccetera, questo sogno, loro l'hanno interpretato dicendo che tra i figli di Israele nascerà un bambino che ti farà cadere dal trono e si prenderà il tuo potere. Ti farà cadere e farà finire il tuo potere. La seconda storia si dice, e questa si raccontava fra i figli di Israele, era che Ibrahim, alayhi salam, se vi ricordate nella storia di Ibrahim, quando è uscito da Sham con Sara, sua moglie Sara, è arrivato da quel re che abbiamo detto, il Malik al-Jabbar, quel re che mula'un bin nisa, adorava, piaceva le donne, ogni donna bella la prendeva per sé. E quando ha preso Sara, nella storia che abbiamo già raccontato, quando Allah subhanahu wa ta'ala ha protetto Sara e ha avuto Ibrahim alayhi salam, ha avuto il regalo in quell'occasione Hajar, che è la moglie di Ismail alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Si racconta che Allah subhanahu wa ta'ala ha promesso ad Ibrahim alayhi salam che Allah subhanahu wa ta'ala si sarebbe vendicato di quel re, che si racconta fosse stato in Egitto, fosse anche lui un Firaun, che Allah subhanahu wa ta'ala si sarebbe vendicato per Ibrahim alayhi salam facendo cadere Firaun da un figlio della discendenza di Ibrahim alayhi salam. E Musa è della discendenza di Yaqub, figlio di Ishaq, figlio di Ibrahim. Quindi Firaun aveva paura di questo. Per questo motivo ogni bambino che nasceva lo ammazzava, lo sgozzava. Ma in realtà Banu Israel كانوا خداما للأقباط, i copti, gli abitanti dell'Egitto si chiamano i copti, al-Aqbat, e non sono come vediamo oggi i cristiani copti, non il gruppo di cristiani, ma il popolo originale. A quel tempo non era ancora arrivato Isa alayhi salam, ma si chiamavano al-Aqbat, i copti. E se vi ricordate, al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando ha mandato i suoi messaggi ai re, è arrivato il messaggio al Muqawqis, o Kan Azimu Misr in quel tempo lì, gli ha mandato indietro, accettando il suo messaggio, non ha accettato l'Islam, ma ha risposto con buone parole, eccetera, accettando il messaggio del Rasul sallallahu alaihi wasallam, e ha mandato con lui un regalo. Gli ha mandato una donna, Maria al-Qibtiyya, Maria al-Qibtiyya, copta. E questa è diventata la donna del Rasul sallallahu alaihi wasallam, ed è l'unica donna da cui il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha avuto un figlio maschio, Ibrahim, che poi è morto prima di essere svezzato, prima di finire i 2 anni. Dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam: فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةٌ تُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ, ha una allattatrice che lo allatta fil Jannah. Ed è quello che il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha detto: إِنَّ الْعَيْنَ لَا تَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَحْزَنُ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. طيب, Banu Israel erano servi, كانوا خداما للأقباط, lavoravano per loro, lavori pesanti e tutto, erano i servi nel paese. Uccidi i bambini, va bene, ma 1 anno, 2, 3, 5, 10 anni che uccidi, all'Aqbat sono andati da Firaun. Fai qualcosa, non puoi uccidere tutti gli uomini, chi ci serve dopo? Fai qualcosa. Allora Firaun subito, non c'è Parlamento, queste cose qui, subito decisione sul momento,
ha deciso di fare un anno di sgozzamento, un anno di morte e un anno di, tra virgolette, pace. Un anno di sangue e un anno di pietà. Ma il volere di Allah subhanahu wa ta'ala, guarda subhanallah, l'hikma di Allah subhanahu wa ta'ala, il potere di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala poteva far nascere Musa alayhi salam nell'anno di pace, non c'era sgozzamento, ma Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto che Musa nascesse nell'anno in cui Fir'aun uccideva i bambini. Perché chiunque sfida Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lo colpisce dal posto e dalla situazione in cui si sente più sicuro. Harun alayhi salam è nato un anno prima di Musa, suo fratello. È nato un anno prima di Musa ed è nato nell'anno di pietà. Musa alayhi salam è nato nell'anno dove si sgozzavano i bambini. La mamma di Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ha coperto il suo parto, non si vedeva che era incinta. Così come si racconta del Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Sahih che la mamma Amina bintu Wahb, la mamma del Rasul sallallahu alaihi wasallam, non ha avuto dolori nel suo parto e non è stato per niente pesante né fastidioso né niente. E quando ha partorito il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha visto una luce che usciva da lei fino ad arrivare nei castelli di Sham. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha coperto il parto della mamma di Musa. Quando venivano il qawabil, le donne che facevano partorire i soldati, hai trovato? Bravo, l'ostetrica, eccola. Ecco. Quando arrivavano le ostetriche e arrivavano i soldati per uccidere i bambini, vedevano che questa donna era normale, non aveva niente, e passavano. Finché è nato Musa alayhi salam. Nato in segretezza. L'hanno fatto nascere le ostetriche di Bani Israele e hanno mantenuto segreto il parto. Però ovviamente i controlli c'erano ogni giorno passavano i controlli. Allora la mamma di Musa alayhi salam ha costruito il tabut, una specie di cesto di legno, fatto come una piccola tomba per un bambino. Per quello in arabo tabut si dice anche la tomba, tabut. Un piccolo cesto. E la casa della mamma di Musa era vicino al fiume, vicino al Nilo. E quando sentiva arrivare i soldati, metteva il bambino nella cesta, lo copriva e legava la cesta alla sua casa e lasciava andare. Allora quando andavano via tirava il filo e riprendeva suo figlio. Se no come faceva? Il bambino piange, urla, come faceva se arrivavano? Se sapevano che c'era un bambino, subito lo uccidevano. Guarda Allah subhanahu wa ta'ala cosa dice della mamma di Musa alayhi salam: aniqdi fihi fi tabut, buttalo nella cesta, faqdi fihi fil yam, فليقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice وأوحينا إلى أم موسى. Il wahi non è che ha rivelato, ليس وحي النبوة, perché il Nabi, abbiamo detto che fra le clausole del Nabi che sia maschio, non è possibile che sia un wahi di nubuwa, ma è un wahi di ilham, cioè Allah subhanahu wa ta'ala ha messo dentro la testa, dentro il cuore di questa donna di fare una cosa. Come succede a noi, a volte qualcuno fa qualcosa e dice non so come l'ho fatta, è successo così. Stessa cosa è successa a questa donna qui. Va bene? Allah subhanahu wa ta'ala gli ha insegnato come fare. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ allatalo. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Guarda come Allah subhanahu wa ta'ala dal male fa arrivare il bene. Normalmente se hai paura per una persona la tieni vicina, la proteggi. Allah subhanahu dice فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Se hai paura per lui, buttalo nell'acqua. Contrario. Ma Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto questo, ha rivelato questo a questa donna. E soprattutto questo, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. E non aver paura e non essere triste.
poi vedremo la continuazione dell'aya dopo per la sua bellezza. Quello che è successo è che in uno dei controlli la donna ha dimenticato di legare bene la corda e di sistemarla per bene. Allora quando sono arrivati, lei è tornata, ha trovato che la cesta l'ha portata via il fiume, l'ha portata via il Nilo. Andiamo un attimo con Musa alayhi salam, poi dopo torniamo a sua mamma, cosa è successo. L'ha portato via il fiume, l'ha portato fino al fiume, nel posto dove passava, vicino al palazzo di Firaun. E lì l'hanno visto il Jawari, le serve della moglie di Firaun. Jawari, Zawji Firaun, وهي Asia bint Muzahim. La moglie di Firaun si chiama Asia bint Muzahim. E a quel tempo era nella religione di Firaun, il Kufr. Però vedremo nella storia, bi'idhnillah, inshallah vedremo, come questa donna è diventata, come dice al Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamula min ar-rijali kathir. Tanti uomini sono completati. Walam yakmul min an-nisa illa Asia imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Poi nel hadith dice wa fadlu Aisha ala sa'iri an-nisa ka fadli al-tharidi ala sa'iri at-ta'am. In un altro lafz del Tabarani dice Allah sallam wa Khadija bint Khuwaylid wa Fatima bint Muhammad. Dice tanti uomini sono completati, ma solo alcune donne, solo 4 donne nel hadith, 4 donne si sono completate. Asia, la moglie del faraone, vedremo perché dopo. Asia, la moglie del faraone, Maryam alayhi salam, la mamma di Isa alayhi salam, e dice il Rasul sallallahu alayhi wasallam Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha e Fatima bint Muhammad, la figlia del Rasul sallallahu alayhi wasallam. E dice il Rasul sallallahu alayhi wasallam wa fadlu Aisha ala sa'iri nisa, il valore di Aisha radiyallahu anha in confronto alle altre donne è come il valore del tharid sul resto del cibo. Il tharid era un cibo che il Rasul sallallahu alayhi wasallam amava tanto, il maraq, quello che si mangia, insomma pezzi di pane inzuppati nel maraq, quello è il tharid, quello che è una cosa simile a quello che noi marocchini facciamo rfisa, una cosa molto simile a questa. Tayyib. L'hanno preso queste serve e non hanno aperto la cesta, perché? Per paura. Hanno avuto paura che ci fosse soldi, oro, che magari dopo veniva scoperto e venivano accusate di rubare qualcosa e poi punite. Quindi hanno avuto paura di aprire quella cesta. L'hanno presa e l'hanno portata alla moglie del faraone, Asia bint Muzahim. La donna apre la cesta e dal primo momento in cui ha visto quel bambino l'ha amato dal profondo del suo cuore. E questo l'ha voluto Allah subhanahu wa ta'ala. Ogni uomo che ha visto Musa alayhi salam l'ha amato, non un amore semplice, ma un amore يتمكن من شغاف القلوب حب يتمكن من شغاف قلوب الناس إذا رأوا موسى. E questo l'ha detto Allah subhanahu wa ta'ala nel Quran: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي. Io ho messo su di te un amore che arriva da me. Allah subhanahu wa ta'ala ha dato questo amore a Musa alayhi salam. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. E così che, e affinché tu venga formato, cresciuto, educato sotto i miei occhi. E vedremo come questa ayah capiamo benissimo il significato, come Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto crescere, formare, educare Musa alayhi salam sotto gli occhi di Allah subhanahu wa ta'ala. Guarda, leggiamo il Quran, cosa dice Allah subhanahu wa ta'ala. Dice: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Dice, l'hanno raccolto dal fiume la famiglia di Fir'aun. ليكون لهم عدوا وحزنا,
affinché Musa alayhi salam sia per loro un nemico e hazanat, dalla tristezza. Non sanno loro che Musa alayhi salam è quello che farà cadere il trono di Faraon, quello che distruggerà l'impero di Faraon. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun e Haman. Haman è il braccio destro di Fir'aun. Ed era un iblis. Come vedremo, era il peggior consigliere che si può mai avere. Dice, Inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma, il loro esercito, kanu khati'in. Sbagliavano quando uccidevano i figli di Bani Israele. Sbagliavano quando li hanno resi schiavi. Sbagliavano quando hanno pensato che si salvavano da quello che ha scritto Allah subhanahu wa ta'ala uccidendo migliaia di bambini. Sbagliavano. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Questa donna quando l'ha preso, la prima cosa che ha detto a Fir'aun, قرة عين لي ولك. قرة عين in arabo significa come significato prezioso, questo è una cosa preziosa per me e per te, come dire, questa è una luce per i miei occhi, per me e per te. قرة عين لي ولك. Parla a Fir'aun, per me e per te questo è un regalo, è un dono grandissimo, una cosa preziosa. Lei non aveva figli, per lei quello era la prima volta che ha visto Musa, il suo amore ha preso il controllo nel cuore di questa donna qui. Questo è un dono prezioso per me e per te. La taqtuluh, non uccidetelo. Asa an yanfa'ana, chissà che ci servirà, oppure lo prendiamo come figlio. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum la yash'urun. E loro non si accorgevano. Guarda come Allah subhanahu wa ta'ala, quando vuoi leggere la storia di Musa, uno dei posti migliori proprio sotto il Qasas. Leggi subhanallah, come vedremo anche dopo, come Allah subhanahu wa ta'ala leggi il Quran e Allah subhanahu wa ta'ala ya'tika suratan lima taqra. Vedi proprio l'immagine della storia dentro di te, subhanallah. E l'ha preso Fir'aun, la prima cosa che ha detto, uccidetelo. Basta, uccidetelo. Siamo nell'anno che si uccide, è un figlio di Israele, uccidetelo. Lei subito l'ha difeso, non ucciderlo. E lui aveva una debolezza per questa donna. Come tutti gli uomini hanno debolezza per le donne. Però ha obbedito alla richiesta della moglie. La donna ha preso il bambino, felice di averlo, contentissima, e guarda Allah subhanahu wa ta'ala, questo bambino che sta per essere ucciso, tutto il palazzo di Fir'aun non avevano niente da fare se non curare quel bambino. Tutti i servi, tutti curavano Musa alayhi salam. Guarda Allah subhanahu wa ta'ala quando dice وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, che tu venga protetto e curato sotto i miei occhi. Subhanallah. Tutto il palazzo non aveva niente da fare se non servire Musa alayhi salam. Però c'è un problema. Il bambino ha avuto fame, comincia a piangere. Nessuno riesce a lattarlo, non mangia il bambino. Qualsiasi donna portano per essere allattato, butta via il seno, non lo vuole. E questo succede, sappiamo benissimo che alcuni bambini non accettano ogni seno, ogni mamma, ogni latte, ma ognuno come Allah subhanahu wa ta'ala vuole che prenda. Non accettava niente. Allora Essia bint Muzahim ha mandato le sue donne, andate al mercato, scendete a vedere, trovatemi una donna che può allattare questo bambino qui. E sono scesi in cerca. Immagina adesso il casino che c'è nella città, il fervore che c'è, tutti in cerca di una donna che allatti Musa alayhi salam. Torniamo alla mamma di Musa alayhi salam. Immagina questa donna, vanno via i soldati, torna al posto della cesta, tira la corda e non c'è niente. Immagina come si sente questa donna qui. Puoi immaginare quanto vuoi, ma non arriverai mai a descriverlo come ha fatto Allah subhanahu wa ta'ala. Guarda, senti Allah subhanahu cosa dice. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Dice, il fuad, il sentimento, il cuore della mamma di Musa si è svuotato. Subhanallah. Fariga, i suoi sentimenti, il suo cuore svuotato. Ha dimenticato tutto. Aveva nel cuore solo Musa alayhi salam. Dice a tal punto che in kadat la tubdi bihi, stava per urlare il bambino, se lei urlava che il bambino è scappato, anche se lo trovava quello veniva ucciso. Stava per mostrare il segreto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, laula adhabatna ala qalbiha, ma abbiamo placato il suo cuore, l'abbiamo calmata. Allah subhanahu wa ta'ala l'ha calmata, ha placato il suo cuore, litakuna min al-mu'minin, affinché sia fra i mu'minin. Ripreso il controllo, ha detto alla sorella di Musa, sua figlia, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ, segui le tracce di Musa, vai a cercare, senza che nessuno si accorga di te, vedi cosa sta succedendo. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Questa ragazza qui segue le tracce di Musa alayhi salam. Arriva a un certo punto, vede casino per la strada, donne, soldati, tutti riuniti in cerca di una per allattare un bambino. Guarda, vede Musa alayhi salam. Allora va lì per la sua intelligenza, sveglia questa ragazza qui, va lì e dice: volete che vi dica una famiglia che ve lo allatterà e lo educherà? E qua i soldati sono sospettiti. Come fai a sapere che è la famiglia che tu dici sicuramente lo allatterà? E come fai a dire che lo educherà? Sono sospettiti. Lei subito si è salvata in corna e ha detto: noi vogliamo solo la soddisfazione del nostro Signore, vogliamo solo rendere contento Firaun e vogliamo i favori della moglie di Firaun, e mica sarà gratuito, sarà anche pagato, allattato per soldi. Allora li hanno creduto e hanno portato il bambino, hanno preso la mamma di Musa alayhi salam, l'hanno portato col bambino da Asia. Appena il bambino si è avvicinato al seno della mamma, subito l'ha preso. Subito. Suo figlio. Fa Asia, bint Muzahim, rimasta sbalordita. Com'è possibile? Ha detto: tu devi rimanere con me, qui. Ma la mamma di Musa ha detto: io ho un marito, ho dei figli, ho responsabilità, non posso. Ma se vuoi, portamelo. Allora Asia Bint Muzahim ha detto: allora prendilo con te e ogni giorno, quando lo allatti, quando si sazia, quando si calma, tranquillo, portamelo che lo vedo e ci gioco, eccetera. Guarda Allah subhanahu wa ta'ala come... Torniamo all'ayah che vi ho detto prima, ci torneremo. Allah subhanahu wa ta'ala dice alla mamma di Musa: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Se hai paura, buttalo nell'acqua. ولا تخافي, non aver paura. ولا تحزني, non essere triste. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Noi lo faremo ritornare da te e lo faremo diventare un Rasul. Guarda, subhanallah. Questo Allah subhanahu wa ta'ala ha messo nel cuore di questa donna. Buttalo, te lo ritorneremo. E soprattutto queste due promesse ha fatto Allah subhanahu wa ta'ala: ritornerà da te e diventerà un Rasul. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando promette, la yukhlifu Allahu wa'dah, Allah subhanahu wa ta'ala farà accadere tutto questo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. E l'abbiamo fatto ritornare alla sua mamma. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, così che rimanga tranquilla
e che non sia triste. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Questa ayah, subhanallah, è una ayah che, se ci pensa la persona, ti fa tremare dentro di te. Dice, e affinché questa donna sappia che la promessa di Allah subhanahu wa ta'ala è haqq. Questa donna l'abbiamo fatta ritornare a lei, suo figlio, affinché lei sappia che la promessa di Allah subhanahu wa ta'ala è haqq. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Però molti di loro لَا يَعْلَمُونَ, non sanno questo. Come Allah subhanahu wa ta'ala ha detto nella storia di Musa, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. E Allah subhanahu wa ta'ala غَالِبٌ على أمره, qualsiasi cosa vuole Allah subhanahu wa ta'ala fa. Però la gente, tanta gente non sa questo. Quanto manca per l'Adhan, inshallah? 10 minuti, va bene, allora finiamo in 10 minuti, inshallah. Poi يقول الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. La mamma di Musa, alayhi salam, lo allattava ogni giorno e quando era sazio, lo portava alla moglie di Firaun, Asya bint Musahim, finché l'ha svezzato. 2 anni, finito di prendere il latte dal seno, l'ha svezzato ed è andato a vivere nella casa di Firaun. Ovviamente sua mamma lo visitava, veniva da lei, eccetera, ma è cresciuto nella casa di Firaun. Il re, immagina tutte an-ni'am con cui è cresciuto questo bambino. Guarda come Allah ha scritto a Musa alayhi salam di crescere nelle ricchezze, nelle pietre, nel cibo, nei giochi, in cose che nessuno in quel tempo lì viveva ed è cresciuto come lui. Affinché tu cresca e che venga educato e che tu venga formato e venga curato, dice ala aini, sotto il mio occhio. Così ha voluto Allah subhanahu wa ta'ala. Si racconta una storia che quando è stato svezzato, Asya radiyallahu anha l'ha portato da Firaun. Firaun l'ha preso, la prima cosa che ha fatto il bambino, l'ha preso per la sua barba e l'ha tirato fino a terra. Firaun subito si è arrabbiato e ovviamente i suoi consiglieri, i consiglieri del male, gli hanno detto, visto? Questo è quello che ti distruggerà. Hai visto? Ha preso la tua barba. E ovviamente a quel tempo e ancora oggi prendere la barba di un uomo è un simbolo di disonore. Non si tira mai l'uomo per una barba. Per questo motivo Musa alayhi salam, come vedremo dopo, quando è andato 40 giorni per ordine di Allah subhanahu wa ta'ala, il suo popolo ha adorato al-Ijl, come vedremo, Musa alayhi salam è tornato arrabbiato da suo fratello. Arrabbiato, l'ha preso, come dice, per la barba. Wallahu a'lam se l'ha preso per la barba o solo il significato che l'ha Harun ha detto ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Oh fratello, non prendermi per la barba. Wallahu a'lam se veramente l'ha preso per la barba o se l'ha detto proprio per indicare non disonorarmi, non abbassare il mio valore. In ogni caso, questi consiglieri hanno detto, visto a lui, uccidilo. E effettivamente Firaun l'ha voluto uccidere finché è arrivata Asya, correndo per proteggerlo, non farlo uccidere da Firaun. Perché vuoi ucciderlo? Hai visto cosa ha fatto? Mi ha preso per la barba. Ma è un bambino, non sa niente. Gli ho detto, facciamo una prova, io e te. Va bene, questa storia è nel hadith di Ibn Abbas, che vi ho detto prima, quello lunghissimo. Facciamo una prova. Hanno preso un piatto di carboni ardenti, pietre infuocate, e hanno preso un piatto, si dice di datteri o di pietre preziose. Ha detto, proviamo. Se è solo un bambino, non farà differenza, andrà anche a prendere il fuoco. Se invece, come dici tu, è seguito da qualcosa, allora va bene. Musa ha sempre messo i piatti davanti a lui, dice,
come nel hadith, ha allungato la mano verso i datteri. Ma Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto, si dice il Melek, dice Ibn Abbas, il Melek, l'angelo che Allah subhanahu wa ta'ala ha portato per questo mestiere, ha spostato la mano di Musa alayhi salam verso il fuoco. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ. Fir'aun in quel momento l'ha preso una specie di pietà e ha preso la mano di Musa alayhi salam. E si è convinto che è solo un bambino, come i bambini di oggi, normale, ti tira per la barba, ti butta, subhanallah, alcuni bambini, subhanallah, ti prendono per la barba, ti fanno lacrimare gli occhi, subhanallah. Khair inshallah. طيب, ed è cresciuto Musa alayhi salam nella casa di Fir'aun. Ed è cresciuto finché è diventato giovane. E dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, quando ha preso forza, è diventato un ragazzo, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, gli abbiamo dato sapienza, gli abbiamo dato saggezza, gli abbiamo dato forza, una specie di potere. E il popolo di Musa viveva meglio di prima. Ora hanno qualcuno che li difende nel palazzo di Fir'aun. Se qualcuno aveva un problema, e Musa, parla con tua mamma. Ovviamente la mamma adottiva, perché Essia bint Muzahim ha adottato Musa. Ovviamente a quel tempo non era vietato, anche nei primi tempi dell'Islam, non era vietato adottare il bambino. Invece poi Allah subhanahu wa ta'ala con l'ayat al-Ahzab, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ha vietato adottare qualcuno che non sia tuo figlio. E adottare non intendiamo crescere con te, da mangiare tutto, come si intende oggi. Adottare significa che prenda il tuo nome, la tua eredità, eccetera, eccetera. Questo è vietato nell'Islam. E il Rasul sallallahu alaihi wasallam aveva adottato prima Zayd ibn Haritha, che era uno schiavo che Khadija radiallahu anha ha regalato al Rasul sallallahu alaihi wasallam quando sono sposati. E ha servito il Rasul sallallahu alaihi wasallam. E il Rasul sallallahu alaihi wasallam, per l'amore che aveva per Zayd, e Zayd era il primo uomo, primo abd che ha preso l'Islam, il primo ragazzo non libero che ha preso l'Islam, la casa del Rasul sallallahu alaihi wasallam. L'ha preso come bambino finché lo chiamavano Zayd ibn Muhammad, non più Zayd ibn Haritha, Zayd ibn Muhammad. Poi è arrivato l'aya che ha vietato adottare i bambini e è tornato a chiamarsi Zayd ibn Haritha. طيب, ultima storia con cui chiudiamo, l'ultima parte con cui chiudiamo. Quando è diventato uomo forte, ragazzo forte, Musa alayhi salam un giorno è entrato nella città. ودخل المدينة, ovviamente come al solito scrivo i punti poi non leggo mai, però khair inshallah. La ilaha illallah. È entrato nella città in un momento che era tutto calmo, in un momento che non c'era nessuno. Dice Ibn Abbas nel lungo hadith, dice بين العشاءين, fra il maghrib e l'isha, c'è chieto الظهيرة والله أعلم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها, è entrato in città, non c'era nessuno. فوجد فيها رجلين يقتتلان, ha trovato due uomini che litigavano. هذا من شيعته وهذا من عدوه, uno del suo popolo, di Bani Israel, e uno del suo, dice Allah subhanahu wa ta'ala, dei suoi nemici, dei copti, dell'Aqbat. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. È entrato in città, non c'era nessuno. Ha trovato due uomini che litigavano, uno del suo popolo e uno dei suoi nemici. Quello del suo popolo ha visto Musa, e Musa, vieni qua, aiutami, aiutami contro questo. Musa alayhi salam è andato lì. Ovviamente Musa alayhi salam non con l'intenzione di picchiare, di uccidere. È arrivato lì e parlando, litigando e così, per difendersi Musa alayhi salam ha tirato un pugno al copto, un cartone, un box, bam! Fawakazahu Musa, e per la forza immensa che aveva Musa, un solo colpo l'ha ucciso. Adin, così devi imparare. Un pugno fai fuori la gente. Un pugno solo! Wakazahu Musa, c'è Allah subhanahu wa ta'ala, wakazahu un box, bam! Faqada alayh, sul colpo l'ha ucciso.
per la forza che aveva Musa, e vedremo anche dopo, nella continuazione della storia, quanto era forte Musa fisicamente. Faceva cose che altri uomini non riuscivano a fare, vedremo nella continuazione della storia. L'ha ucciso. Quando ha visto che l'uomo è morto, si è pentito. Non voleva lui. Questo fa le cose che fa shaitan, che fa fare shaitan. Innahu aduun mudil mubin. Shaitan è un nemico mudil che fa perdere la strada. Poi si è pentito. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Ya Allah, ho sbagliato. Faghfir li, perdonami. Dice Allah subito. Faghfara lah. Subito Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sa quello che c'è nel cuore. Sa benissimo che Musa non voleva ucciderlo. E soprattutto questo, subito Musa si è rivolto ad Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, ho sbagliato, perdonami. Allah subhanahu wa ta'ala l'ha perdonato. Innahu huwa al-ghafur al-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il perdonatore, il misericordioso. La persona ogni peccato che fa, se sbaglia, subito chiede perdono ad Allah subhanahu wa ta'ala. Mai dire Allah non mi perdonerà. Minimo, piccola cosa, grande cosa, astaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Chiedi perdono ad Allah subhanahu wa ta'ala. Subito ti perdona. Non c'è qualcosa che Allah non perdona, tranne shirk. Tutto il resto, anche il peccato più grande che tu puoi pensare, Allah subhanahu wa ta'ala perdona. Come l'uomo che ha fatto zina e ha voluto che il Rasul sallallahu alaihi wasallam facesse il had su di lui. E uno dei sahaba l'ha insultato. Il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha detto non insultarlo, che ha fatto una tauba, un pentimento che se venisse suddiviso a tutta la gente del Medina basta per tutti. Persona che non sbaglia subito chiede perdono ad Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم, di alla tua umma, insegni la gente, ya ibadi, o servi miei, alladhina asrafu ala anfusihim, che hanno ecceduto con i peccati, hanno superato il limite con i peccati, la taqnatu min rahmatillah, non disperate del rahma di Allah subhanahu wa ta'ala, la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala perdona tutti i peccati. Innahu huwa al-ghafur al-rahim. Lui è il perdonatore, lui è il misericordioso. 5 minuti chiudiamo inshallah. Poi Musa alayhi salam ha chiamato ancora Allah subhanahu wa ta'ala, dice qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahira lil mujrimin. Ya Allah, per ni'ma che mi hai dato non sarò un aiuto per i mujrimin, non sarò un aiutante, un socio dei mujrimin, dei delinquenti. Dice فأصبح في المدينة خائفا يترقب. Ovviamente nessuno l'ha visto. Sono andati via, hanno lasciato il corpo lì. Sono arrivati i soldati, hanno visto il copto morto, ucciso, non sanno chi è stato a ucciderlo. Perché sono entrati, dice Allah subhanahu wa ta'ala, ala hini ghaflati min ahliha. In città non c'era nessuno. Musa alayhi salam, impaurito, khaifan, yataraqab, sta attento a quello che sta succedendo. È entrato in città il giorno dopo. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. La stessa persona che l'ha chiamato il giorno prima litigava con un altro e ha detto ya Musa, aiutami un'altra volta. Uno che cerca solo guai. Musa alayhi salam stavolta قال له موسى إنك لغوي مبين. Tu veramente non sei una persona per bene. Colpa tua, subhanallah. Una volta va bene, ma se 2 volte di seguito c'è qualcosa che non va in te. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. Quando Musa è arrivato per intervenire, l'uomo del popolo di Musa ha avuto paura. Musa voleva solo rimproverarlo. Ha avuto paura che lo colpisse come ha colpito l'uomo il giorno prima, che lo uccidesse. Ha avuto paura. Ha visto che con un pugno uccideva uno, ha detto se mi colpisce finisco anch'io male. Ha detto, e c'era tutta la gente che ascoltava,
ha detto يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يا موسى vuoi uccidermi come hai ucciso quell'uomo ieri? Nessuno sapeva in città che era stato Musa e ovviamente i soldati sono andati da Firaun e Firaun fai qualcosa, sono arrivati a colpire il tuo popolo, vendicati di noi. Ha detto va bene, portatemi le prove chi è stato e io lo uccido. Però adesso tutti hanno sentito che l'uomo diceva vuoi uccidermi così come hai ucciso l'uomo ieri? Allora si è diffuso che è stato Musa a uccidere e subito i soldati sono corsi da Firaun, è stato Musa a uccidere quell'uomo. E Firaun è come se cercasse questa scusa per uccidere Musa, portatemelo. Musa a.s. non sapeva perché non sapeva che i soldati avessero sentito, che avevano sentito, non sapeva che avessero sentito che era stato lui, non sapeva niente, lui solo aveva paura e stava attento a quello che succedeva. E sono andati da Firaun, portatemi Musa che lo uccido. Uno degli uomini che viveva nel palazzo di Firaun, che amava Musa a.s., quando ha sentito questo, subito è andato correndo da Musa. Guarda Allah come mostra l'immagine, dice وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى ed arrivò un uomo dal lontano della città, يَسْعَى, di fretta correndo. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Ya Musa, quelli là stanno complottando contro di te per ucciderti, scappa, ti do un consiglio, corri, scappa. Dice Allah subhanahu wa ta'ala فخرج منها خائفا يترقب, è scappato, è uscito dalla città khaifan, attento a quello che sta succedendo, senza prendere cibo, senza passare a casa, senza niente, subito è corso fuori dalla città. E lui non era mai stato fuori dall'Egitto, non conosceva strade, non sapeva niente, non aveva niente per viaggiare, solo per la paura che ha avuto è scappato dalla città. L'unica cosa che ha detto قال رب نجني من القوم الظالمين, Ya Allah, salvami da questi oppressori, da questi zalimin, Ya Allah, salvami da questi zalimin. Ed è scappato dalla città. E ci fermiamo qui oggi inshallah. E cosa è successo a Musa dopo che è scappato, dove è andato, cosa ha fatto, come Allah subhanahu wa ta'ala l'ha salvato, cosa è successo, la sua storia a Madian, la sua storia con la donna, col padre della donna, tutte queste cose inshallah le vedremo bi'idhnillah la prossima settimana inshallah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala e yaj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Domani inshallah chiudiamo, abbiamo 5 minuti prima dell'adhan, basta così inshallah. طيب صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.